Sindaco di Santa Margherita, Franco Valenti, 15 anni di premio letterario. Quali sono le novità di quest'anno? Cosa significa per Santa Margherita? Cosa significa per Santa Margherita il premio letterario? È una bella domanda. Io penso che ormai Santa Margherita veramente è il premio letterario. Questo legame che abbiamo profondo e intimo con Tomasi di Lampedusa, con il Gattopardo, è ormai un fatto identitario, penso, per la nostra città e quest'anno ancora di più perché siamo al 60° anno della pubblicazione del Gattopardo e vogliamo fare le cose veramente per bene. Ecco perché ritengo che abbiamo fatto un grande sforzo organizzativo per organizzare un premio letterario veramente importante. Sono con Gori Sparacino, direttore del premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un grande ritorno. Sì, in realtà con molto piacere sono ritornato alla direzione del premio letterario dopo una breve interruzione perché ho diretto in passato, co-diretto 8 edizioni del premio letterario, questa è la 15ª edizione, è un premio che è sempre cresciuto, è importante portarlo avanti sempre di più per dare identità a un territorio nel nome del Gattopardo. Quali sono le ripercussioni che ha questo premio in 15 anni per Santa Margherita e per l'intero territorio? Penso appunto che bisogna parlare di tutto il territorio delle Terre Sicane che attraverso anche il premio letterario hanno aggiunto all'identità già propria un'identità culturale che è importante per un territorio per diventare sempre più riconoscibile. Quali sono le novità di questa 15ª edizione? Dire novità per un premio letterario è difficile perché ogni anno in 15 anni di storia lo scrittore è sempre stato diverso, quindi se si chiama appunto premio letterario è alla letteratura che bisogna puntare. Già il libro Patria e la presenza di Fernando Aramburu significano tanto per la città del Gattopardo e per Santa Margherita di Belice. Da un punto di vista di cerimonia e di consegna del premio e di spettacolo a cui siamo abituati negli ultimi anni, ci saranno novità legate alla scenografia che cambierà, sarà un palcoscenico gigantesco montato davanti il Palazzo Filangieri Cutò che sarà completamente illuminato da videomapping e luci curati dalla System Engineering di Benedetto Martorana.